Allora, vedo un letto preparato, ma che cosa accadrà su questo palco? Papà, sei non brava. Fatta cucca, ma muori su. Poi papà, sei non brava, io non sento la TV. Non sento niente, fatta cucca, ma muori su. Poi papà, Ma che bu? ma come sei non brava, io non sento. E che già fa, se roba la mano? Chi nafa? E scende a basso. E pure E corre a a presa. tutti i giorni, a tutti era un buco. A così quando è di mano, stanno rubando solo la mano che portano ci sicuro padrone, fatta a cucca. Allora tu fai rubare la macchina senza ricevere. E che già fa, mangia per rubare la macchina e mangia per facile pure. Fatta a cucca. Ah, e non ti affaccia, vieni a cacca. Papà, Che si sta niente. State zitti che fai tornare, state zitti, non ti affaccia. Papà, sta niente male, che non la fanno la prima. Botte le chiavi, Volte i chiavi. botte le chiavi che se ne vanno. Papà, hai avuto una scarpa. A questi si arrabbiano pure la scarpa, bottele sulle chiavi. Che non è botte, che ne è vero. E chiavi, prima chiavi. Mario. Fratello, con che lo? E si sa che lo che coppa va a uscire madre e figlie? Disgraziato. Giuro che si lo fa dentro. Ma come ci fai a cena stasera? Ma come tu chiami Mariuolo? E come lo chiama? E dice, signor Mariuolo, Signor Mariolo. E poi? signor Mariuolo, papà vi manda le chiavi, buona passeggiata. Vai, vai. Signor Mariolo, papà vi manda le chiavi, buona passeggiata. Bravo, bravo. Papà, andala pure. Grazie a Mattia. Vai chiamare a padre, dai. Dice che non c'è nessuno. Fa faccia a padre. Dice che non c'è nessuno. Chiama a padre, no? Disgraziata, guarda la loca. Ah, buonasera, dottore, che volete? Ma cosa non ci sto, ma la sa giù. E perché è pigliata la gente, ne? Stanno vogliono che si arrobbano i stessi. Ma proprio con la maniera. Forza, lo Che non lo lì. Pigliata, pigliata. Azza di no canguro, ti! No, da che lo cacciuttiello piccerino non lucca né niente, è fesso come mio padrone. Signore di costeri, di ancora un canguro! Ah, oh, canguro! Non si porta più, mo! No! Ma si porta un paioni! Che sapevi? Maronna mi fannetti! Non ci manca appicciato che c'è appiccio rusto, ne? Sta rimanendo in terra con sta benzina! È poca la benzina, eh? È poco! È poca! Ma poi porti 50 euro! Chiamiamo! Bastano 50 euro! Va buono! Dai, grazie! Sta pure un terramatore! Sta in terra, amatore, eh? Sta in terra! Ah, volevo fare cucciò? Ah, volevo fare cucciò? Facciamo la cucciò! Portatelo tu, meccanico a nome mio! A che sto? A che storia è tardi? È tardi! È tardi, è tardi! Allora facciamo una cosa! Arrangiamo questa macchina nuova! La prossima volta che venite vi faccio una macchina nuova! La prossima volta! Ma pare che manca la prossima volta! Tanto mi imparare la casa! Mamma mia, ma come sporca sta macchina lì! È creatura, è creatura! Ma rimane mi fa fare una fatta cosa per la polizia! È una poca pazienza, che volete fare? E sta cascemila! Una cascipina! Va buono, sai che faccio? Ma va la seccante! No, e se ha lasciato là che andare a fregare rimane la trovate più! Portatevela punta! Va buono, allora me ne va! Yada, yada! Sciavarimma! Ma anche i cani! Brigadiere! Corrite, Milano, Mariuolo! Mariuolo che si è rubato la macchina mia! Chiamo Gennaro Esposto! Sono io, brigadiere, sono il padrone della macchina! Corrite! Venite con noi! No, io solo qui, sto cominciando! Mettete poco, se non vuole e venite con noi! No, ma io, non mi preoccupate! Venite con noi, siete in arresto! Io? Sì! Forse perché sono stato troppo struzzo, mi ci fatto rubare la macchina! No, mi hanno denunciato tutti gli inquilini di questo palazzo. E perché? E perché? Questa è una parola. E quindi non avete fatto dormire a nessuno. E siete in arresto per schiamazzi notturni. Pura! Io qua, Mariuolo! Cornuta e mazziata! Disgraziato! I Made in Varano! Facciamo un calorosissimo applauso! Dai, sono stati veramente bravi, io ho assistito ad alcune delle prove e veramente ci siamo divertiti tantissimo, ma io ve li voglio presentare uno ad uno e mi raccomando, le mani li accogliamo con applausi. Allora,
iniziamo con il primo brigadiere Salvatore Bellebuono, è proprio il suo cognome, il primo brigadiere, eccolo qua, accompagnato dalle nostre bellissime ballette. Un po' di vino per te. Allora, poi abbiamo Pancrazio Di Massa, detto Barabba, il secondo brigadiere. Ah, ti sei portato la tifoseria, vedo pure uno striscione. No, poi state attento a lui, attenzione alle borse, il mariuolo Armando Chartier. E come avevano scritto il nome di Armando, tutto un programma. Ecco qua, sempre per te del buon vino. Oltre alla macchina mi ha portato pure un vino a casa. E così brindi alla tua refurtiva. Continuiamo con il figlioletto Franco Palma. Eccolo qua. Franco Palma, anche per te il vino, tra il tuo e quello di Carolina una bella imbriacata stasera. E signori, un applauso grandissimo al papà Vincenzo Di Meglio. Dove sta? Meglio conosciuto come Sinico, eccolo qua. Guardate quanto è bellino. Lui ha detto: quando presentate me, mi dovete fare accompagnare non da una valletta, ma da due! Eccolo qua. Poi, ma c'è anche tanto lavoro dietro le quinte. Un applauso alla suggeritrice, a Maria Buonocore. Eccola lì. L'anno scorso l'abbiamo conosciuta come ballerina, stasera invece la gobba, la suggeritrice. Poi abbiamo l'insuperabile, l'instancabile, insomma tutto, aiuto regista Anna Conte. Eccola qua. E signori, allora, se tutto questo è stato possibile, è stato grazie alla nostra super Anna Conte, ma anche ad un regista veramente super, encomiabile, insomma, di tutto di più. Signori, due parole: Benito, anzi sono tre, Di Costanzo! Innanzitutto grazie a Vincenzo Schiano che ha chiamato quest'anno, ringraziamento al parroco Don Angelo, un forte applauso per Don Angelo, grazie Don Angelo, e poi grazie a loro che abbiamo fatto questa bella sciaretta, vi è piaciuto? Allora io a nome del comitato gli consegno, a chi consegno? Chi è il capo? Al papà regalo questa targa ricordo della festa di Serrana. Ti papà che rubò,